24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, intervenuto stamane nel corso della trasmissione Radio Anch'io dedicata al terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna, facendo tremare anche il Veneto, ha ribadito la piena solidarietà alle popolazioni colpite. Parlando della situazione nel Veneto, Zaia ha assicurato che le strutture regionali sono al lavoro per quantificare i danni verificatosi nei nostri territori. La zona più colpita, ha sottolineato il presidente della regione Veneto, è quella della provincia di Rovigo, dove ad essere danneggiati sono in particolare gli edifici di culto. Stiamo pensando di portare a breve un provvedimento ricognitivo e chiedere lo stato di emergenza. Nel triennio 2009-2011 l'agricoltura veneta ha presentato un saldo occupazionale positivo, in assoluta controtendenza rispetto agli altri settori, determinato però in maniera esclusiva dall'aumento della manodopera straniera, mentre la componente italiana presenta un saldo negativo. Si tratta nel complesso di 451 unità in più nel rapporto tra cessazioni e assunzioni, pari dunque a meno dell'1% della perdita complessiva di occupati registrata nello stesso periodo a livello regionale. Altrettanto in controtendenza è peraltro il numero dei giovani imprenditori che si insediano in primario, con un incremento costante sostenuto dal programma di sviluppo rurale, e quanto rileva un'analisi voluta dalla Regione e realizzata dal settore studi economici di Veneto Agricoltura. L'acqua è tornata nel terrapieno, il primo enorme cassone è stato ancorato e gli altri 8 sono sott'acqua pronti per essere posati sui fondali, e proprio ai cassoni saranno agganciate le paratoie mobili che hanno il compito di ergersi dalle bocche di porto per fermare l'ingresso dell'acqua alta a Venezia. In una mattinata di lavoro, la bocca di porto del Lido sul lato di Tre Porte ha cambiato volto e ora il Consorzio Venezia Nuova procede spedito con i lavori per arrivare il prossimo anno a testare le paratoie che in caso di marea superiore ai 110 cm impediranno alle acque di allagare la città di Palazzo Ducale e San Marco. 3 persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione antidroga della questura di Treviso, che ha portato anche al sequestro di oltre 30 kg di marijuana. In precedenza la squadra mobile trevigiana aveva arrestato 2 albanesi trovati con marijuana e cocaina, e le indagini hanno permesso di scoprire altri trafficanti che operavano nella Marca trevigiana e in province limitrofe. Sulla base degli accertamenti la magistratura ha emesso 2 provvedimenti restrittivi a carico di altrettanti albanesi. Gli agenti hanno fatto quindi irruzione in un appartamento di Vedelago per notificare l'ordinanza di custodia cautelare a un albanese trovato assieme ad un connazionale. Palmari in dotazione ai marinai ACTV già in tilt e niente biglietti a bordo dei vaporetti. Ben 18 infatti i guasti segnalati finora. Risultato: niente biglietti a bordo. Alcuni dipendenti ACTV ha segnalato il persistente mancato funzionamento dei palmari, da poche settimane in dotazione, hanno osservato i vertici del comune. I dispositivi si inceppano, forse per problemi di software, non consentendo l'emissione di biglietti. Considerando la mole di presenza di turisti in città, questa situazione rischia di provocare ingenti e mancati introiti. ACTV ha risposto che la situazione è anomala e che comunque molti marinai sono ancora dotati di biglietti cartacei. Editoria, il decreto punta sul web. La legge approvata dal governo rivoluziona il mondo dell'informazione, incentivi per le testate che andranno online. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.